per motivi che è facile comprendere. È un problema che riguarda innanzitutto le nostre comunità in Svizzera, perché credo che tra tutte le comunità immigrate siano quelle che più hanno vissuto l'emigrazione con il piede su due staffi, come si suol dire, da un lato per la vicinanza geografica che c'era tra la Svizzera e che c'è tra la Svizzera e l'Italia, e dall'altro per la situazione politica che c'è sempre stata in Svizzera nei confronti degli immigrati, che non consentiva a un italiano che veniva in Svizzera di programmare e nemmeno minimamente immaginare una sua residenza definitiva in questo paese, per cui si cercava di risparmiare più velocemente possibile i maggior soldi da investire poi in Italia. Naturalmente gli investimenti in Italia iniziavano con l'acquisto di un terreno, o con la costruzione di una casa, o con l'acquisto di un appartamento. Pertanto si può sicuramente affermare che in Svizzera il 95% delle famiglie italiane hanno la proprietà di un appartamento o di una casa in Italia. Per questo il problema della fiscalità sulla casa è certamente più sentito in questo paese che in qualsiasi altro paese nel resto del mondo. Ecco, le cose sono molto complesse comunque, perché c'è la questione se i comuni hanno applicato la possibilità di beneficiare i pensionati italiani all'estero o i pensionati di pensione estera. Insomma, la norma lascia molte perplessità. Sì, in effetti come UIM noi appena abbiamo letto il testo di questo articolo 9 bis di questa legge del marzo dello scorso anno, e ci siamo accorti che leggendo la legge non era molto chiara su quelli che sarebbero stati i requisiti richiesti da un lato e gli adempimenti da fare da parte degli interessati dall'altro per avvalersi di questi benefici. Tant'è che ancora all'inizio di quest'anno la UIM nazionale è intervenuta sia presso la Farnesina che presso il MEF e presso anche l'ANCI, e purtroppo l'unico riscontro che abbiamo avuto è stato da parte di un funzionario dell'ANCI con il quale abbiamo interloquito per qualche settimana, ma resta il fatto che i chiarimenti che noi chiedevamo non sono mai pervenuti da nessun soggetto. Tra l'altro l'unica risposta che c'è stata è stata quella del MEF a un'interrogazione parlamentare che ha chiarito che uno dei requisiti richiesti, che come è noto sono l'essere pensionato o l'essere iscritto all'AIRE e l'essere a beneficio di una pensione, l'unico chiarimento che è pervenuto appunto in questa risposta data dal MEF a un'interrogazione parlamentare è che per pensionato si intende essere titolari di una pensione locale, cioè da parte della previdenza pubblica del paese in cui risiede il pensionato. E quindi l'unica risposta è stata questa qui. Il fatto grave che si deve rimarcare che a tutt'oggi, a distanza praticamente di meno di un mese dalla scadenza del pagamento di queste tasse sulla casa, che come è noto è il 15 di giugno, vi sono ancora, credo, la gran parte dei comuni in Italia che non hanno ricevuto nessuna informazione da parte dell'ANCI e che addirittura interpellati da molti dei nostri connazionali che poi ce lo hanno riferito rispondono a domanda rispetto a questi benefici che loro non ne sanno niente e che pertanto questi pensionati residenti all'estero anche per quest'anno dovranno pagare gli stessi importi normali come hanno pagato nel 2014. E questo è veramente grave, anche perché
costringe questi pensionati a fare un gioco di ping pong tra i nostri uffici, i nostri circoli, i comuni in Italia, e poi ritornano ai nostri circoli, ci tempestano di telefonate per chiedere ulteriori chiarimenti, mettendo qualche volta anche in dubbio le informazioni che noi avevamo dato, perché credono più magari a quello che gli ha detto il comune rispetto a quelle che sono state le nostre informazioni. E questo è molto grave, è che noi abbiamo fornito fin dall'inizio a tutti coloro che ci contattavano come WIM, ma anche attraverso il patronato dell'Itawill con le sue sedi, fornendo un volantino dove si informava i connazionali di questi benefici, e sul volantino si riportava integralmente il testo anche di questo articolo 9 bis. I comuni, nonostante che i connazionali portassero loro questo volantino con il testo della legge, hanno continuato a negarne l'esistenza e a negare a questi connazionali la possibilità di godere di questi benefici. Quindi veramente stiamo vivendo nel paradosso, stiamo vivendo. Ecco, qual è l'attività a questo punto della WIM? Cioè, oltre che dare tutta una serie di spiegazioni, oltre che rivolgervi ai comuni, qual è la possibilità che tutti questi casi vengano posti all'attenzione delle istituzioni, delle istituzioni nazionali, ma anche dell'ANCI? Allora, noi da un lato ci siamo attivati per ovviare a questo grosso problema delle risposte negative da parte di tantissimi comuni, e provvedendo a fornire ai connazionali che ce lo richiedono, ai nostri iscritti, la documentazione che è composta poi dall'autocertificazione nella quale si attesta di essere pensionato, con allegato la decisione della pensione svizzera nel caso di chi abita qua in Svizzera, oppure in altri paesi, in Germania, del Landesversicherungsanstalt o di altri enti previdenziali laddove vivono questi connazionali, e allegandoci anche la misura catastale da dove è rilevabile l'immobile per il quale si chiedono questi benefici. Dopodiché il connazionale con questa documentazione potrà portarla personalmente al comune, facendosi rilasciare debita ricevuta della consegna di questa autocertificazione, oppure chi è impossibilitato a recarsi personalmente al comune di inviarla al sindaco per lettera raccomandata e ricevuta di ritorno. E dopodiché vedremo quali saranno le conseguenze pratiche da parte dei comuni che verranno coinvolti da queste richieste. Quello che noi auspicavamo che avvenisse, ma che al momento non è avvenuto, è però un'interpellanza quantomeno parlamentare da parte dei parlamentari, sicuramente quelli eletti nella circoscrizione estero, al Ministero degli Interni, affinché intervenisse sui comuni per chiarire gli aspetti, le conseguenze di questo ormai famoso articolo 9 bis, affinché tutti i comuni siano interessati e siano attrezzati anche a far sì che le domande che gli vengono poste per beneficiare di questo articolo vadano a buon fine e non vengano respinte al mittente, mettendo in grosse difficoltà non solamente i connazionali ma anche noi come WIM, che ci siamo attrezzati dall'inizio di questa vicenda a far sì che i connazionali innanzitutto fossero informati di questi loro diritti e poi per farli valere, perché a monte c'è poi il grosso problema che i connazionali all'estero, al di là che attraverso le nostre strutture, i nostri circoli, non hanno avuto, se non raramente, informazioni di poter beneficiare di questa legge. Per cui c'è stata anche una mancanza assoluta di informazione da parte di tutti quei soggetti che invece avrebbero dovuto farsi portavoce di questa grossa novità che da quest'anno coinvolge moltissime famiglie di immigrati italiani. In Svizzera credo ci sia anche l'aggravante
della nuova normativa per quanto riguarda il possesso delle case in Svizzera, l'accordo Italia-Svizzera, case che magari non sono state dichiarate al fisco elvetico? Questo qui è un vecchio problema sul quale io mi sono speso da qualche decennio, perché l'accordo bilaterale italo-svizzero per evitare le doppie imposizioni fiscali è datato 1976, quindi ormai si parla di quasi 40 anni lontano nel tempo. E io personalmente nelle centinaia e centinaia di assemblee, riunioni informative che ho fatto in tutta la Confederazione per informare dei problemi previdenziali, ho sempre dedicato anche 2 parole per spiegare ai nostri connazionali in Svizzera che sia la pensione italiana, per quello che riguarda loro particolarmente, sia la pensione italiana dell'INPS che la proprietà di un bene immobile in Italia andava dichiarata al fisco locale proprio in virtù di quello che stabiliva e stabilisce tuttora l'accordo del 76. Purtroppo spesso quando si parla di tasse è un argomento estremamente antipatico, per cui si tende a fare orecchio da mercante, anche perché nei primi decenni in cui si parlava di queste questioni i connazionali spesso reagivano dicendo: ma tanto l'anno prossimo rientro per sempre in Italia, non sapevo che doveva essere fatto, non l'ho fatto finora, ormai l'anno prossimo vado via, allora evito di farlo per non dover pagare eventualmente multe o arretrati di tasse. E quindi su questa onda, su questo pensiero si è andato avanti praticamente fino ad oggi. Il problema è che oggi, oltre all'accordo del 76, siamo in presenza di questo nuovo accordo che è stato firmato il 23 febbraio scorso tra l'Italia e la Svizzera, che già da subito permette alle autorità fiscali dei 2 paesi di chiedere informazioni ad personam al fisco dell'altro paese. Quindi è evidente che se questo sta già accadendo oggi e che nel 2018, quando la Svizzera avrà concluso un accordo su parametri OCSE con l'Unione Europea, lo scambio di informazioni tra i paesi sarà automatico, evidentemente diventa estremamente problematico e difficile continuare a tacere al fisco di un paese dove si risiede quello che uno possiede nell'altro paese. E quindi io sto sollecitando ormai nelle ultime riunioni che sto facendo settimanalmente in giro per la Svizzera, organizzate dal sindacato svizzero o dal circolo della UIM o dall'associazionismo italiano in genere, su problemi che interessano la comunità italiana in Svizzera sia sotto l'aspetto fiscale che previdenziale, sottolinea appunto questo aspetto che evidentemente dovrebbe far sì che chi è interessato a dover votare il sacco, tra virgolette, come si suol dire, nei confronti del fisco svizzero, è bene che lo faccia, anche perché oltretutto in Svizzera dal 2010 è stata introdotta una mini amnistia fiscale che consente a tutti coloro che hanno taciuto qualche bene immobile o qualche capitale o qualche libretto di risparmio al fisco svizzero di potersi autodenunciare senza dover pagare una multa e senza che ci sia una denuncia penale, perché per l'evasione fiscale in questo paese c'è una denuncia penale, si rischia il penale, quindi si va praticamente in prigione, si può andare. E quindi per questo motivo io ultimamente sto sollecitando sempre in ogni occasione i nostri connazionali che non sono in ordine a doverlo fare, anche perché per quanti avessero ormai deciso di restare in Svizzera per sempre e di finire i loro giorni in questo paese chiudendo il libro dei sogni del rimpatrio in Italia, diventa difficile se non impossibile invecchiare in questo paese e tacere al fisco locale qual è la situazione finanziaria e patrimoniale di ciascuno di noi, perché il giorno che poi si dovrà andare a bussare
al comune elvetico per avere un sussidio economico, oppure il giorno che si dovrà essere ricoverati anche come italiani, come fanno quasi tutti i cittadini svizzeri agli ultimi giorni della loro vita, agli ultimi mesi e anni della loro vita in una struttura per anziani, a quel punto lì ci fanno la radiografia finanziaria ed economica di chi va in queste case per anziani, e a quel punto, se uno avesse taciuto o delle proprietà o dei capitali o dei libretti bancari, evidentemente o rinuncia a queste prestazioni o dovrà, come dicevo poc'anzi, votare il sacco, e a quel punto lì può essere estremamente doloroso il farlo, quando siamo costretti poi a dover denunciare cose che abbiamo taciuto per decenni e decenni. Tornando alla questione IMU e Tarsi, voi non avete avuto mai alcuna risposta da alcun comune? No, noi abbiamo avuto risposte indirettamente. Di accettazione della documentazione. Sì. Abbiamo avuto già conferma di diversi comuni che hanno accettato la documentazione che noi abbiamo fatto produrre a questi nostri connazionali, a questi nostri iscritti. Quindi una volta informati i comuni comunque aderiscono. E certo, a quel punto lì non possono o più continuare a negare, perché carta canta poi a un certo punto. A parole si può dire di tutto, ma quando si deve rispondere negativamente alla richiesta fatta per scritto, infatti io a tutti i connazionali che già hanno provveduto a produrre questa documentazione li abbiamo sollecitati a far sì che eventuali risposte negative le fossero messe nero su bianco per scritto e non solamente a voce, in modo da poter eventualmente opporre ricorso. Ecco, qual è la percentuale, oltre alla Svizzera che, come lei diceva, ha un rapporto diretto, costante, quasi tutti hanno una proprietà, tutti gli italiani svizzeri hanno una proprietà in Italia. Per quanto riguarda il resto d'Europa e oltreoceano, ci sono delle percentuali abbastanza interessanti di persone che si stanno rivolgendo a questo servizio della UIM. Sì, il servizio è naturalmente maggiormente richiesto in quei paesi europei dove più difficile è stata l'integrazione da un lato e dall'altro dove la vicinanza geografica ha permesso ai nostri immigrati di mantenere un rapporto anche fisico molto stretto col paese di origine, potendoci ritornare una o più volte l'anno, sia loro stessi che magari anche i figli che poi oggi sono adulti e hanno a loro volta costruito delle proprie famiglie. Per cui, a parte la Svizzera, il discorso è sentito anche in Germania, nei paesi del Benelux, in Gran Bretagna, nella stessa Francia, cioè i paesi che più sono vicini naturalmente all'Italia, che hanno permesso anche in macchina o con l'autostop, come ci ricordano spesso i nostri connazionali dell'oltreoceano, di ritornare a casa in Italia senza grosse difficoltà di movimento. Come lei ha sottolineato, il beneficio riguarda soprattutto i pensionati che hanno una pensione estera. Qual è la ratio, secondo lei, di questa scelta da parte del governo? E non aver privilegiato anche coloro che hanno una pensione italiana, un prorata comunque di pensione italiana? Ma partendo dal presupposto che si tratta di emigrati, si tratta anche di pensionati, perché quando noi sollecitavamo negli anni più recenti il Parlamento a legiferare delle norme di favore nei confronti degli iscritti all'AIRE per quanto riguardava la fiscalità della casa in Italia, un motivo di sostegno a questa nostra richiesta, che poi era stata fatta propria anche da diversi parlamentari
essenzialmente del Partito Democratico eletti all'estero, era che queste proprietà in Italia erano proprietà che ormai riguardavano la prima emigrazione, e la prima emigrazione evidentemente per ragioni anagrafiche si trattava ovviamente di pensionati, persone anziane che nei rispettivi paesi di emigrazione vivono con la pensione, con la sola pensione, per cui il reddito, come si sa, ogni paese è uguale all'altro, vivere da pensionati col reddito della pensione non è facile in nessun paese, in Italia come anche all'estero, e quindi si trattava di proprietari per cui diventava un grosso sacrificio mantenere la proprietà in Italia a causa di queste tasse che negli ultimi lustri hanno colpito sempre più gli immobili. Se non si voleva che questi immigrati si disfacessero di queste proprietà perché non potevano più sopportarne i costi, e quindi tagliando praticamente quel cordone ombelicale che li lega non solamente loro al paese di origine e all'Italia in generale, ma anche i loro discendenti, quindi i loro figli e i loro nipoti, evidentemente si doveva trovare una soluzione che questi pensionati potessero continuare ad avere questa abitazione in Italia potendone sopportare i costi, perché fin tanto che un emigrato ha una casa, un'abitazione nel suo paese di origine o comunque in Italia, è un incentivo per cui lui e probabilmente anche i figli e i nipoti una volta ogni tanto all'anno comunque rientrino in Italia per visitare la casa, per abitarci e quindi per spendere soldi in Italia, per fare spesa in Italia. E quindi se si fosse interrotto questo cordone ombelicale proprio legato alla proprietà di un immobile in Italia, probabilmente né questo pensionato né i suoi discendenti sarebbero più venuti frequentemente in Italia e magari per le loro ferie avrebbero scelto come destinazione altri paesi del Mediterraneo invece che venire nella penisola, nella nostra penisola. Evidentemente la Lazio, che ha convinto il Parlamento a legiferare una norma di questo tipo, che vada a favore esclusivamente dei pensionati, è motivata da queste considerazioni. Ovviamente chi è che ne viene escluso? Parliamoci chiaro. Da questa norma ne vengono esclusi quei cittadini italiani che da pensionati italiani hanno deciso di andare all'estero a vivere in paesi dove il costo della vita è molto inferiore all'Italia e dove la pensione italiana come potere d'acquisto acquista molto più valore. Pensiamo a coloro che, come ha informato anche recentemente una trasmissione televisiva, hanno scelto la Tunisia, oppure hanno scelto le Canarie, hanno scelto Sharm el Sheikh, cioè località o paesi dell'America Latina, e cioè cittadini che non hanno mai vissuto l'immigrazione, ma che solo da pensionati hanno deciso di trasferirsi in un paese dove il costo della vita è molto inferiore rispetto all'Italia per vivere meglio col reddito della pensione. Ecco, queste persone ne sono escluse, come ovviamente ne possono essere escluse, ma si tratta di casi molto rari, e quelle persone anziane che sono state richiamate all'estero per ricongiungimenti familiari dai figli immigrati, ma che loro stesse non hanno mai vissuto l'immigrazione, che sono invecchiate in Italia e hanno la titolarità di una pensione italiana e che a un certo momento magari rimangono sole perché il coniuge è morto e i figli preferiscono farle ricongiungere con loro nel paese di immigrazione. Queste persone vanno all'estero che hanno per esempio 75 anni, hanno una pensione italiana, evidentemente se la casa in Italia è intestata a queste persone anziane non potranno godere di questi benefici perché loro avranno solo la pensione italiana e non una pensione locale. Rimane poco meno di un mese
L'appello è al Ministero dell'Interno, dunque. Certo, l'appello al Ministero dell'Interno e più precisamente all'ANCI affinché finalmente si decida a diffondere agli 8.047 comuni, perché sono 8.047 i comuni in Italia, il significato di questo articolo, che potrà riguardare tutti questi comuni laddove vi sono iscritti all'AIRE dei pensionati che hanno un'abitazione in Italia e che pertanto potrebbero avvalersi dei benefici previsti dal legislatore in questa fattispecie. Perché se i comuni stessi negano e continuano a negare questa possibilità, evidentemente anche l'informazione sulla quale noi ci stiamo spendendo ormai da 2 o 3 mesi è fine a se stessa, crea difficoltà e incomprensione e tra l'altro cattivo animo nei confronti del nostro paese, dell'Italia e del comune stesso da parte di questi connazionali che per ovvi motivi già non hanno una bella immagine del paese.